tir a pochi metri dalla Basilica di San Marco e Palazzo Ducale. Ad attuare la più clamorosa tra le proteste andate in scena in tutto il paese una cinquantina di camionisti veneziani, preoccupati dall'assenza di risposte del governo alla crisi del loro settore. Abbiamo subito solo nella provincia di Venezia più di 1000 imprese che in 10 anni hanno smesso, quindi è venuto a mancare un tessuto produttivo importante per l'economia territoriale. Il tir è stato caricato su una chiatta al tronchetto ed è arrivato dopo circa un'ora in bacino San Marco, dove ha sostato per 10 minuti. Sono passati oltre 3 mesi dall'ultima volta in cui abbiamo parlato col governo, denunciano i camionisti, e da allora il numero di aziende che hanno chiuso per la concorrenza non regolata dell'Europa dell'Est è salito in modo drammatico. È da anni che chiediamo una regolamentazione del trasporto, in particolare sull'albo dell'autotrasporto, che dobbiamo capire chi effettivamente è in regola e chi non è in regola, per avere anche una concorrenza leale nei confronti dei nostri partner e nei confronti anche dei nostri colleghi. Se il silenzio del governo continuerà, avvertono i camionisti, dalle iniziative simboliche passeremo a forme più dure di protesta. Al limite anche quello del fermo dell'autotrasporto, perché effettivamente se non ci sono queste risposte rischiamo di scomparire